Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Dunque, dopo partiamo subito per dire che un uomo di 30 anni che stava operando è rimasto folgorato a 3,5 metri di altezza da una scarica elettrica di 220 volt. È successo questa mattina, poco dopo le 8, nella zona industriale di Rivoli di Osoppo, all'interno della Fantoni, per la precisione. Il trentenne, un operaio straniero, stava effettuando un intervento su una piattaforma aerea. Un collega gli ha lanciato un cavo che doveva essere collegato, ma che ha toccato la linea elettrica di media tensione. Dopo essere stato stabilizzato a bordo dell'elicottero, è stato trasferito a Udine, cosciente, dove si trova tuttora ricoverato. E cambiamo argomento, ma restiamo in tema incidenti. In questo caso ci trasferiamo a Manzano, scontro frontale tra due automobili nel primo pomeriggio di oggi lungo la regionale 56 nei pressi delle Fornaci. Una delle due vetture, nel violento urto, si è ribaltata finendo all'interno di un campo. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118, sia in ambulanza che l'eliambulanza. La persona a bordo è stata estratta e poi trasferita in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata, rilievi da parte dei carabinieri. Restiamo in tema incidenti, ma ci spostiamo nel Friuli Collinare. Scontro poco prima delle 11 di oggi in pieno centro a Nimis tra un'auto e un carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con 2 ambulanze, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi. A bordo dell'auto c'erano 4 persone che sono rimaste lievemente ferite. Adesso andiamo a Gorizia per un arresto da parte della polizia. Che riusciamo a cambiare la telefoto, eccoci qua. Dicevamo, un uomo di 44 anni, albanese, è stato arrestato dalla polizia di Gorizia per un possesso di documenti di identificazione falsi e deferito all'autorità giudiziaria anche per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere perché irregolare in Italia. Lo straniero è stato fermato per un controllo all'ex valico confinario di Sant'Andrea proveniente dalla Slovenia. Dopo l'udienza di convalida dell'arresto, l'ufficio immigrazione della questura ha attuato le pratiche per l'espulsione. Andiamo a chiudere con un incendio per quanto riguarda la zona di Basigliano. Vigili del fuoco al lavoro per un violento incendio che ha interessato un appezzamento agricolo nella campagna di Villorba di Basigliano. Non risultano persone ferite. Il rogo è stato domato, si tratta di un campo coltivato ad orzo, in corso la conta dei danni. E con questa notizia chiudiamo qui questa veloce edizione flash. Grazie come sempre per la visione all'ascolto. Vi ricordiamo che le ulteriori news le potete consultare sul nostro sito friulitv.net. Alla prossima.